Io posso dire solo che a Gerusalemme salgo da Berlino, cioè proprio tra l'84 e l'88 che nelle lunghe permanenze che feci in quella città e che oggi anche mi ospita magari per sempre, nelle colonne di Atene e Roma, che lì Schinkel, dopo il viaggio in Italia, il viaggio in Sicilia, porta, fonda. Ho cominciato proprio a riflettere sulla fondazione di Berlino nella memoria di Atene e Roma. È come se che già in quell'atto fosse iscritta la tragedia successiva della Shoah. Una città che è fatta solo con gli antichi dei pagani. Poi proprio a Berlino comincio a ragionare sulla presenza di Benjamin, col suo grande scritti Storia della fotografia e l'opera d'arte nella sua riproducibilità tecnica. Da lì comincio a leggere anche Scholem, l'amico di Benjamin, e lì trovo la chiave di una domanda che sin dagli anni 70 mi premeva, mi toccava, perché nella mia attività di fotografo e poi anche di editore di amici fotografi, a partire da Robert Doisneau, Rony, William Klein, poi stando a Berlino, sapere e andare a cercare le tracce dei primi reporter, perché il fotoreportage nasce a Berlino. E insomma, quando ho cominciato a leggere Scholem e quello che lui scrive della luce, nei suoi studi sulla Kabbalah, non so, insomma, mi viene subito in mente le opere di Marrai, le opere di Laszlo Molinagi, e il fatto che io stesso stavo fotografando con una disposizione del cuore, constatando che, come dirà poi Wim Wenders, anche lui in questa genealogia alla fine, anche Wim Wenders dice che il vero organo della visione non sono gli occhi ma il cuore. E quindi diciamo che per me andare a Gerusalemme è stato in primis anche un viaggio, come dire, laddove forse questo strumento che uso è davvero nato, perché io uso la luce per fotografare, io uso la luce. E l'obiettivo al segno dell'infinito, io schiaccio un pulsante e quell'attimo diventa il per sempre, un istante eterno. L'immagine è costruita su una cosa che si chiama punto di fuga sicuramente dalla superficie, sicuramente dall'effimero, perché la fotografia fa memoria di ciò che davvero ci sta a cuore. E quindi nelle pietre e nella fotografia c'è anche lo strumento stesso che sto usando. Solo questo da fotografo in questo momento mi sento di dire grazie. A Umberto Fiori la parola, credo che si tratterà di un racconto rispetto ai bellissimi aforismi che chiudono e concludono il volume di Chiaramonte. Grazie.